Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba, eccoci qua, il 14 di marzo, un saluto a tutti. E la città è diventata nel frattempo zona arancione, mentre il Proraso invece continua a rimanere verde, come vedete, quindi siamo sempre in una logica tradizionale di un prebarba naftalinico che prepariamo per una rasatura in un'atmosfera non proprio divertente. Prima mi è crollata la telecamera durante la prima fase, ho dovuto ristudiare tutto per quello che ho già al prebarba, quindi oggi cominciamo sotto i peggiori auspici. Il vento è da distruzione di piante perché sta andando un'allerta meteo sopra l'isola d'Elba, e allora, visto che l'isola d'Elba è qua davanti, immaginate anche la costa in che condizioni si trova. Ma oggi comunque dobbiamo parlare, fine della zona rossa, un colore mortifero, pestifero, luciferino, sì, e allora il rosso. Adesso vorrei anche dare una spiegazione all'amico Azad, che dall'Armenia mi segue anche di notte, perché ha visto pubblicato un video ieri, in effetti, che era rimasto sepolto d'agosto nei video non pubblici, di un intervento di Matteo Renzi per le elezioni regionali, e mi ha chiesto: sei un renziano di ferro? Dico assolutamente no. Ho fatto quel video a Cecina, al Parco dei Pini, perché mia sorella voleva vederlo e essendo a Torino non poteva. Io ho fatto un atto di tenera disponibilità fraterna nel farle vedere, mettendolo su YouTube, il video del suo beniamino. Per oggi col Proraso non usiamo soltanto la naftalina, ma usiamo anche aloe e vitamina E, la Proraso blu in tubo. Quindi andiamo avanti. Questo pennello è stato messo a bagno, questo omega tasso Barber Pole, come vedete, dell'omega. Ve lo faccio vedere con un po' di calma quest'oggi. La Fabergé è pulita in quanto sono un fautore delle creme in tubo nei momenti in cui si vuole risparmiare tempo. Questo è un momento in cui non che si risparmia tempo perché è lunedì o mercoledì bisogna andare a lavorare, è domenica, ma voglio fare una puntata non troppo lunga, quindi noi vi inseriamo direttamente una torcinella di questo genere dentro la nostra ciotola e profumo eccellente. Qua stiamo parlando di storie centenarie. Qualcuno si ricorda Proraso e quando è nata? Ludovico Martelli dal 1908, non so se riuscite a leggere, è fondata a Firenze, quindi sono passati 110 anni. Quanti sono? Non mi fate fare i conti perché oltre che avere fatto un liceo faticosissimo, non sono molto bravo e rapido di mente, soprattutto in giornate come queste, partite con una situazione ambientale un po' deprimente sotto tutti gli aspetti. Quindi poi già vedete il Tazebao del termoarredo. Che cos'è il termoarredo oggi? A Henry Kissinger, Gianni Agnelli era un uomo del Rinascimento, perché tutta la produzione cartacea, mentre intanto montiamo con movimento centripeto dall'altra parte la nostra Proraso blu, e se volete vi trasmetto il profumo che è veramente eccellente. Ovviamente non ha i tempi di un sapone duro, non ha i tempi anche un po' più brevi di sapone in crema, ma ha la possibilità di portarvi in una barberia. In questo caso, ecco, diamo un omaggio alle zone rosse del Pisano, San Miniato del Pistoiese, Fucecchio, finite loro in zona rossa, quindi come se fossimo in una barberia. Sapete chi è nato a Fucecchio, in provincia di Pistoia? Indro Montanelli. E come si fa a non ricordarlo, con la macchina da scrivere, il cappotto, che scriveva seduto sui gradini durante gli anni 70, fantastico. La lettera 32, la famosa macchina per scrivere che tutti conosciamo, quello era giornalismo. Nel frattempo, con pochi secondi, ovviamente non rimane nulla sul fondo, perché chiaramente essendo una crema morbida tipo dentifricio si disperde molto facilmente nel ciuffo, che è un bello mega pieno, ecco, così bello mega, niente da dire, E quindi questo video, ripeto, di Renzi, che è finito in testa agli altri perché l'ho pubblicato ieri, non so perché mi è venuto da pubblicarlo così, ovviamente sembra un video recente, invece non lo è. Comunque è storia regionale, per chi, come anche Vincenzo, che saluto, come Donato, come lo zio Sempre, che abbiamo avuto una bella diretta sul canale Gentleman Style la sera di giovedì, sono state 2 ore molto divertenti, quasi 2 ore. Mi chiedono cronaca locale, chi c'è di più locale di Renzi che arriva su una Audi con la scorta della Volkswagen a parlare al Parco I Pini di Cecina per sostenere il nonno Gianni, che poi ha vinto le elezioni in Toscana, è diventato governatore. Intanto io bagno, così vado avanti, e questa volta prometto di fare un video un po' più breve. Chino sul lavandino, avevo la ciotola vicino al naso, sentivo il profumo
della Pro Raso Blu, buonissima, buonissima, una crema da poco prezzo, ben trasportabile, perché vedete una crema compatta che noi andiamo subito a mettere in viso. Quindi nonno Gianni, sì, nonno Gianni aveva definito in quella campagna elettorale la sfidante Susanna Ceccardi, ve la ricordate? L'aveva definita la cagnetta di Salvini. Quindi questo nonno con i capelli bianchi, pettinato in una di queste barberie della provincia di Firenze, probabilmente che magari è stato anche rasato con qualche buona crema da un bravo barbiere, ha avuto nei confronti di una giovane che piaccia o no, era la sua sfidante politica, un atteggiamento proprio rancido veramente. Gli attacchi dei candidati della sinistra sotto una certa età, no? L'acrimonia degli anni, la differenza d'età verso una giovane candidata, anche una bella donna, sanno sempre un po' di invidia, no? Invidia per gli anni passati, per lui, e viene ancora a venire per lei poi ovviamente ha perso, chiaramente non poteva avere nessuna chance, tuttavia l'ho trovato un po' disgustoso. Per il resto voi come andate? Ma vi spero tutti bene, vi spero in zone sicure, anche se molti amici che saluto dal Piemonte, saluto Fulvio che mi ha fornito un interessante e drammatico articolo, eccolo qua, aziende a corto di materie plastiche, Sole 24 Ore del 12 marzo, quindi dell'altro ieri, allarme plastica, mancano polimeri, rischi per farmaceutiche alimentari. Quello è un argomento che mi tocca, io lavoro in un'industria chimica che tratta e vende cere e paraffine, quindi derivati del petrolio che non si sottraggono a questa speculazione dove la Cina farà parte del leone tenendoci a corto di materie prime, rischiando di mettere in difficoltà le filiere produttive, la supply chain, come si dice, e che quindi non mi fa vivere per niente tranquillo. Sto vivendo al lavoro delle giornate molto complicate, per ritardi, aumenti, clienti non proprio felici, anzi per non dire un po' incazzati, mentre questa Pro Raso Blu, ragazzi, mi ha preparato, devo dire, in pochi minuti a un montaggio favoloso, dita nel ciuffo fantastiche per il nostro amico Carlo, che ama, ammorbato dai miei simboli socialisti e dalle nostre riflessioni, mi segue in quello che è un po' un ricordo, un ritorno al passato, quindi saluto Carlo dal Regno delle Due Sicilie, ovvero da Napoli, e andando avanti io mi accingo a presentarvi il ferrazzo di oggi. Il ferrazzo di oggi è un Icon X3 Slant con il testa Stuart, eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, lo vedete, tipicamente detto lo sbilenco. Nessuno ha mai pensato di chiamare un rasoio lo sbilenco, il manico è sempre molto bello, il marchio è sempre Icon e il manico è sempre fatto dagli amici di Godfellas. Oggi lo armiamo, tanto lo smontiamo, il solito 3 pezzi con una bella zigrinatura presa rapida e sicura. Eccoli qua, questa è la vostra dotazione per la vostra domenica. Mentre le lame io le adoro, testa del titano, Dorco Titan, in elegante busta domenicale, eccola qui, quindi busta normale, iscrizioni in italica lingua, ovviamente non sono fatte in Italia, noi le apriamo insieme, dentro non c'è una seconda velina per fortuna, se no non la finiremo più di scartare la meta la domenica, la passeremo qui, mentre ve la faccio vedere da vicino, le iscrizioni sono queste e quindi possiamo tanto cominciare ad armare il pettine. Qua sapete, questo rasoio è un ottimo pezzo, ma va ricordato che ha una parte più aperta e una parte più chiusa. Vedete, forse lo capite meglio da qui, non è molto chiaro ma cerco di farvelo vedere, ecco. Quindi se sbagliate ad usare il lato vi radete in maniera meno profonda, o meglio, io uno dei due non lo riesco a usare perché la mia barba il lato troppo chiuso lo deride, lo mette in minoranza, lo fa diventare piccolo e non va bene, quindi bisogna andare avanti, cominciamo a cercare il lato giusto e a raderci. Signori, buongiorno, è domenica, che barba! Saluti a Vincenzo, il nostro amico che mi segue e che ha promosso, grazie ai miei amici della Basilicata e non solo, perché lo zio Sam per esempio vive in Veneto, questa divertente serata insieme, un dopo cena, quindi molto bene la Dorco, molto bene, guardate come si
agghinda di una crema, mentre il lato pulito, a dispetto di ciò che non cade, perché sentite, vedete come la Proraso rimane appesa a testa in giù, come un'enorme massa di polistirolo sembra, sai quelle scene che fanno vedere l'inquinamento nella terra dei fuochi, in realtà è una buonissima crema da barba, quindi la prendiamo come un dato positivo. Cercherò di non radermi come Spider-Man, come ha fatto notare molto simpaticamente un amico, e quindi saluto anche i piemontesi, l'amico Davide, che non mi ha fatto mancare il riformista di giovedì, anche un manifesto che però è di mercoledì, quindi oggi è un po' vecchio, e anche un'anteprima del immarcescibile Panorama in versione digitale, che però io ho chiaramente in cartaceo. Il grande caos, c'è ancora Conte in primo piano, Conte e Renzi, come mai? Come mai? Perché l'asse PD 5 Stelle scricchiola, mentre abbiamo quasi terminato il primo passaggio con un'ottima Dorco. Ripeto, l'altro lato io non la do, però prova a girarlo a vedere se fa effetto. È praticamente silenzioso. In questa giornata dobbiamo, ahimè, ricordare Giovanni Gastel, grande fotografo milanese delle modelle, nato da una ricca famiglia degli Erba, industriali farmaceutici, si era dedicato alla fotografia come arte, era nipote di Luchino Visconti, avrebbe compiuto 65 anni. Grande artista, ti saluto Giovanni. Per qualche ragione so chi eri, non ti ho conosciuto direttamente, ma ho conosciuto il tuo grande nipote. Ciao Giovanni Gastel Junior, saluto anche te. Mentre sento da Marco Cappato, che sta leggendo a Stampa Regime oggi all'alba delle 11 della domenica, ho sentito che Libero, io non l'ho comprato, oggi non ho giornali freschi, questo è di venerdì, perché venerdì va promesso alla Repubblica che avrebbe parlato di 100 anni dell'avvocato Agnelli, qualora fosse ancora vivo ovviamente. Ma ho sentito che Libero ha aperto con una fine di Raul Casadei, maestro del liscio, salutiamolo, Romagna, ve la ricordate? Quel genere sociale, quell'apertura, quel divertimento della costa romagnola che Raul Casadei ha incarnato per oltre 60 anni, credo, adesso non lo so. E Libero ha come sempre polemizzato, quindi Pietro Senaldi ha aperto col titolo Casadei ucciso perché non è stato vaccinato. Ecco, fosse stato in Inghilterra sarebbe vivo perché l'avrebbero vaccinato, quindi Libero non perde mai occasione, anche in maniera un po' irriverente, diciamo, un po' contro il mio genere, ma comunque sia una stampa piuttosto seguita, no? Ribaltare sulle istituzioni sanitarie. Abbiamo il generale Figliuolo, l'avete visto? Figliuolo, ma siamo sempre, volemos bene, siamo sempre qui, abbiamo questi, la Magna Grecia che fornisce sempre personale amministrativo, gente dell'esercito per curarsi dell'emergenza, mentre Arcurico su Sguardo a metà dove è finito? È tornato in Invitalia, questo lo sappiamo. Mentre il secondo passaggio che si sta preparando ci impone assolutamente di procedere nella lettura, perché non è che ho preso questo solo per farvi vedere la pagina 32 nella sezione cultura della Repubblica di Gio Del Can, perché voi sapete che gli El Can hanno comprato Repubblica, il gruppo Gedi gliel'ha venduta, quindi non potevano che scrivere del loro bene amato nonno, il quale con tutti i soldi che gli ha lasciato ha fatto uno presidente e l'altro imprenditore, da Italia Independent a Garage Italia. Parliamo del giovane Lapo, che non è più tanto giovane, che poi lo riprenderemo in un altro fotocalco. Quindi andando molto per le spicce, eccolo qua, così, Gianni Agnelli era un uomo del Rinascimento, qua a scrivere è Maurizio Molinari, bel direttore di Repubblica, manco po' di meno che. Parla Kissinger, suo amico, era molto amico di Henry Kissinger, qua lo vedete con la classica posa squilibrato verso destra a cercare col suo interlocutore, col suo scarponcino, lo suo stile, la cravatta, il camice bottom down, con 2 bottoni bassi slacciata, ma di questo poi riprende Terry Marocco sul Panorama per la questione fashion. Agnelli, qua si parla proprio del carattere, che quindi dice che Kissinger, Gianni non faceva troppa attenzione alla differenza di orario, chiamava ad esempio quando in Italia erano le 10 del mattino e da me solo le 4, ovvero in piena notte. Parlavamo a lungo e di tutto, di politica americana come di politica interna italiana, di economia come di affari internazionali e sport. Gianni era un uomo del Rinascimento.
aveva molti interessi e voleva sempre andare a fondo, alla radice delle questioni che discuteva. L'articolo sono 2 pagine, ma io vi prendo solo le parti più divertenti. Si parla di a Villa Frescò, che era la sua residenza torinese, dove c'è ancora, credo, parte della famiglia, dove praticamente tutti avevano piacere di partecipare ed essere invitati, anche se non è che ingrassasse molto gli ospiti, ma questo lo vedremo nella parte relativa all'altro inserto. E quello che invece dice di politicamente importante Molinari è che Gianni provava una speciale combinazione di amore per l'Italia e di consapevolezza della necessità dell'Unione Europea. Poi abbiamo un Giorgio Benvenuto che parla dei rapporti sindacali, era un amico di tutti, piaceva a Novelli, piaceva a Benvenuto, lo stesso Romiti non era così odiato, alla fine capite che tutta la politica amministrativa democratica di Torino ha sempre fatto lingua in bocca con queste persone che gli conveniva anche per i finanziamenti e l'attività politica sul territorio. Però questo è un articolo che Fulvio, come vi ho detto, mi ha inviato, eccolo qua, di cui vi leggo pochi passi. In difficoltà la catena delle forniture di un settore chiave per la lotta al Covid. Per forza, la plastica in tutti i tubi, le fiale, i tubi di gomma, cioè, immaginate le maschere, le guarnizioni di tento, sono tutte fatte in materie plastiche. E l'ennesimo anello spezzato nelle supply chain messe a dura prova dal virus, da una globalizzazione in cui il vecchio continente pesa sempre meno in termini di potere d'acquisto. Andando a bomba, senza stare a dilungarmi, polimeri scarsi e rischi per farmaceutiche alimentari, manca la plastica e il polietilene a bassa densità, cioè LDPE, Low Density Polymer, una delle resine più utilizzate con impieghi soprattutto nel packaging alimentare, quindi insomma, la fetta di Emmental, il formaggio sottovuoto, la bresaola, tutto quello che è imballato nella plastica, le vaschette di prosciutto, immaginate qualunque cosa, sono fatte con questo prodotto, ha raggiunto un valore di 1903 euro a tonnellata, che magari per tanti diciamo cosa voleva dire, a tonnellata 1900 euro sarà mica tanto. Beh, vi dirò che è un record storico che è rincarato del 10% solo nell'ultima settimana, quella che è appena passata, e di oltre il 50% da ottobre. Quindi grazie Fulvio per questa notizia, non è una bella notizia, ma noi facciamo canale di servizio, quindi giustamente siamo interessati a non perderci nulla. Però andiamo avanti, prima di raderci così non perdiamo il filo. E se volete comincio un po' dal fondo, così ritorniamo sulla Matarese, anzi sulla nostra Terry Marocco, Gianni Avvocato. Ecco, questo qua è il panorama che lo illustra, questo è Andy Warhol nel 72, un'iconica immagine con la sigaretta, ma non è su questo che mi voglio soffermare, ma è interessante la nostra Terry come lo descrive, no? Una delle frasi, a parte quelle delle puttane di Capri che già sappiamo, diceva, l'amico playboy brasiliano Beppe Pignatari era un amico di Gianni, lui si ispirava e Gianni diceva a tutti coloro i quali volevano essere come lui, ognuno è playboy, tutti ci provano, alcuni ci riescono, altri no, che è fantastica, no? Ecco, a Torino si dice finché lui esisteva, qua parliamo di Villa Frescò e degli ospiti a pranzo, esisteva la corte, tra virgolette, e per chi stava a corte poteva accadere di essere invitato presso la sua casa e toccò anche a Enzo Biagi, il quale dice niente aragoste o caviale, pasta asciutta, brodino, ricotta o prosciutto, mezzo bicchiere di vino. Quindi chi poteva sedere al desco insieme al cane Balto, voi sapete come l'amico Yasha raccontava in un'intervista a Canale 5 giovedì sera, imboccava il cane con la sua stessa forchetta, poi la usava per mangiare, cioè questo era l'avvocato, una figura veramente incredibile, molto controversa peraltro, ma molto apprezzato come vero italiano nel mondo. E poi interessante, riprende una scena sportiva di cui Gianni era chiaramente un grande appassionato, padrone della Juventus, voi immaginate la domenica per lui che cos'è, arrivava con l'elicottero bianco allo stadio, a Torino tutti se lo ricordano, e dice, è ancora virale l'intervista di Franco Costa, quanti anni fa, il giornalista Rai che lo inseguiva fuori dallo stadio. E lui aveva dichiarato in una di queste interviste, noi non ci lamentiamo mai dei rigori, non è nelle nostre abitudini, sono cose da provinciali. Questo per dirvi che io vado intanto a fare il contropelo, speriamo di aver trovato il dato giusto, a me sembra poco aggressivo, quindi lo giro abilmente e vado certamente con quello giusto. Ottimo rasoio, ben bilanciato, di un certo peso, la barba difficilmente, il pelo sopravvive al passaggio ultimativo del nostro icon,
che però sciacquiamo perché il contropiede ha ancora una certa importanza. Non asciuga troppo nonostante le letture, poi dipende molto dalle giornate, se aprissi la finestra il vento la essiccherebbe all'istante. Non insistiamo però troppo perché se no anche la Dorco, che non è una Feder, sapete che non ho mai provato le Feder, ne ho solo sentito parlare, rimangono un'icona, non le ho mai trovate, sono esaurite su tutti i siti. Facciamo sempre un'accurata rasatura dei bordi della bocca, perché me, come vedete, ho sentito parlando una zappata qui. Prova a girare per evitare, perché qui la barba è molto dura, ma dovendo insistere, anzi venendo da insistere, a me viene da insistere per cercare di radermi meglio, rischio magari di combinare qualche danno. Andiamo a fare il terzo passaggio, poi il secondo l'abbiamo concluso e la Dorf è andata alla grande, vi posso garantire. Anche perché poi non ci possiamo fermare, allora il panorama ci riserva, adesso intanto comincio col terzo passaggio, mentre dopo già 2 applicazioni abbiamo ancora il pennello pieno di Pro-Raso Blu in crema, in tubo, che esiste anche in scatoletta, in plastica, la sapete, in coppetta. La blu non l'ho mai vista, ho visto più la verde, quella è la più diffusa di tutte, ma devo dire che questo terzo passaggio è il passaggio dello sfizio, il passaggio della rifinizione, è il passaggio più interessante. Vabbè, lasciamo schiaffeggiare il pennello, sentite? Sembrano schiaffoni, un schiaffone. Gli schiaffoni non sono un tipo di pasta, qualcuno che vive al sud magari me lo sa dire, gli schiaffoni, delle specie di straccettoni. Che buona la pasta. La pasta è, ho sentito il piatto principe di uno chef master che io non sapevo, io non so se la rivista che ho comprato per caso in Piemonte l'altro giorno abbia scritto corretto, ma il direttore di Espansione, che vi farò vedere questa rivista, Espansione, mi fa venire in mente il chiodo Espansione, il tassello, che già così mi guardo le spalle. Però ha messo in copertina Barbieri, grande chef, star della televisione con 4 hotel, come si chiama? Ho visto la pubblicità, io non riesco a guardare quei programmi perché mi mettono una tristezza infinita e non mi fanno neanche venire fame. Ma a me 7 stelle sembrano un po' tante, poi vediamo cosa dirà il nostro amico esperto frequentatore Stefano di Unimog Italy, che chiaramente saluto, ma andiamo a riprendere rapidamente le malefatte dei nostri concittadini. E qua che abbiamo, siamo alle solite, eccolo qua. Zorro ed Escobar, vita spericolata, i super testimoni non così super. Questo qua che sembra una specie di Renzi, un po' peggio, Renzi un po' accigliato, si chiama Amara, Pietro Amara, che si faceva chiamare Zorro. E l'altro è Giuseppe Calafiore, che ve lo faccio vedere così non andiamo per immagini, che sembra un personaggio da Roma violenta. Guardate che bel, per questo i campanelli nel centro di Roma, in un palazzo a Campo dei Fiori dove viveva, quattato. Insomma, questi signori hanno ciurlato dentro Leni, hanno combinato dei casini, sono stati chiamati a testimoniare contro Leni, poi hanno inchiappettato attraverso una società fantasma, io ve la faccio breve, ma vi dico prima chi erano. Hanno inchiappettato Leni, attenzione. Ma chi sono davvero Amara e Calafiore? Per gli investigatori che per mesi li hanno intercettati. Il primo si faceva chiamare Zorro o Peter Pan, questo. Panama. Giuseppe Piero Amara, scusate. Il secondo invece era Escobar come Pablo, il narcotrafficante colombiano. Tra i due il boss era Amara, sempre lui infatti alla copertina dell'articolo in quanto boss, giustamente, che su WhatsApp ha scelto come immagine del profilo il volto di Batman, l'uomo pipistrello. Suo padre Giuseppe è stato per molti anni un potente politico della zona, in Sicilia, perché è nato ad Augusta, credo, di fede socialista. No, a Catania, ha studiato il liceo a Catania.
Ma andiamo oltre, perché vi ho parlato di un'azienda che ha anche affettato l'ENI? Perché una società, mentre già questo era stato arrestato, che si chiamava la Napag, che vendeva succhi di frutta, no? Nel febbraio del 2017 trasforma il proprio oggetto sociale passando dal commercio in prodotti alimentari, bevande e tabacco a quello di prodotti petroliferi e lubrificanti, dopo aver trasferito la sede legale da Gioia Tauro a Roma. E quindi andiamo oltre, perché vi ho detto che mentre Amara è in cella, la società calabrese, questa, incassa dall'ENI quasi 100 milioni di euro, suddivisi su 8 bonifici inviati a Dubai e Bruxelles, per 3 forniture di greggio e derivati del petrolio, qua ci risiamo, con i prodotti petroliferi, oggi è la giornata, come il polietilene ad alta densità, l'altro era a bassa densità, ecco, per i chimici divertitevi a scoprire la differenza, e la Virgin Naphtha, che è una sorta di biodiesel, no? Un prodotto per combustione e autotrazione prodotto da prodotti della natura, prodotti vegetali di recupero. Successivamente l'ENI scopre e denuncia che quella merce avrebbe avuto in gran parte qualità e provenienza diversa rispetto a quella contrattualizzata, anche con la produzione di documenti rivelatisi falsi, che questo, figuriamoci, fossero stati veri mi sarei stupito. In pratica la Napag avrebbe spacciato come iracheni prodotti iraniani sotto embargo. E questo per chiudere le belle avventure, no, dei nostri amici connazionali. E ritorniamo all'avvocato per chiudere, perché questo era l'inserto che abbiamo insieme a Repubblica, è stato distribuito, interessante inchiesta sulla loggia P2 di cui non parlerò perché sono cose un po' vecchie. Andiamo al nonno, sempre lui, un nonno, anzi mio nonno un Draghi, qua vedete un avvocato con un giovane Lapo, qua vedete un Lapo seduto in macchina, e l'articolo dentro il settimanale di Repubblica di Francesco Merlo dove dice Lapo a Merlo. Inutile chiedermi come sarebbe il nonno a 100 anni. Semmai chiediamoci perché 100 anni sembrano passati da quando è morto e non da quando è nato. Questo è già lo spirito di Lapo, è una risposta molto interessante. Poi parlando degli abiti, che sono la cosa che più le legava al nonno, perché tutti ricordano che Lapo veste gli abiti di Gianni Agnelli, lui dice, Lapo, il giornalista, Lapo è il nipote che indossa ancora gli abiti del nonno, senza bisogno di correzioni sartoriali. Ho le sue stesse misure, dice Lapo, in famiglia sono il solo, né mio fratello, né mia sorella, neppure tra i nipoti c'è qualcuno che gli somiglia fisicamente così tanto. Quindi qua, senza perdere l'immagine di Carlo Caracciolo, lo zio, il padrone di Repubblica, vedete, no? Agnelli Caracciolo, Carlo Caracciolo, che si diceva che si incazzava da morire quando perdeva carte. Una volta in Corsica ha lasciato il tavolo, era contro Lapo e il nonno, dicendogli che avevano la fortuna dei principianti, cioè non accettava le sconfitte il Caracciolo, vabbè. Tuttavia alla fine questo articolo conclude, ti ricordo, dice Lapo a Merlo, che in quegli anni pericolosi, negli anni di piombo, quando i terroristi uccidevano e, come si dice, gambizzavano ogni giorno, il nonno non pensò nemmeno per un momento di lasciare l'Italia o di nascondersi. Eppure era il capitalista d'Italia. Ti correggo, gli altri erano i capitalisti, lui è stato il capitale dell'Italia. Bella questa dichiarazione fatta sempre sui mezzi di famiglia, perché Repubblica fa parte, anzi il venerdì fa parte di Repubblica, andiamo in obliquo per concludere la nostra ossatura. Non mi sono soffermato sulla politica perché c'è ben poco da dire, il governo era assicurato. L'hanno chiamato il governo il Conte Draghi, il Conte Dracula, nel senso che è lo stesso governo, solo cambiata il personaggio di punta, il Presidente del Consiglio. Cosa è cambiato dai DPCM di Conte? Che non parla nessuno nel governo, Draghi è un silenzio e Conte parlava sempre a roborroico, quindi un governo silente che parla solo se è il caso. Questo Draghi l'aveva detto subito quando si era presentato. Mentre terminiamo il nostro obliquo che si presenta agevole e scorrevole come un'autostrada appena asfaltata, e non parliamo delle strade italiane perché chi va in giro per le provinciali si rende conto che lo stato delle strade italiane è una tragedia, anche se ambienti interni mi dicono che l'ANAS lavora per 15 anni, mancano i soldi, lo sblocca cantieri e la volontà di farlo, credo. Beh, oggi forse probabilmente i soldi sono una cosa più carente. Dove vogliamo andare?
andate a vedere su Google Maps, ve l'ho già detto, una qualunque strada di Nantes, scritto Nantes, in Francia. Andate a vedere com'è. La prima città che vi viene in mente, una cittadina piccola, parliamo di... Va bene, qualità e manutenzione, questi sconosciuti. Bene, io ho terminato con l'obliquo, la rasatura in maniera completa e mi posso ritenere molto soddisfatto, quindi consiglio a tutti l'Icon Extra Slant, esiste anche in versione non slant, ma io ho questo, tanto mi sciacquo con l'acqua fredda, accoppiato d'orco, ecco questa è la lametta che ho utilizzato. La secchiata d'acqua e successivo tamponamento con asciugamano in spugna rubano molti secondi preziosi. Peccato non poter aprire, adesso provo a sentire se il vento si è chetato. Non si è chetato, provo a vedere se un po' di luce naturale magari ci lascia leggere le ultime pagine insieme, magari evitando le luci artificiali. Proviamo a far così, intanto vediamo in itinere i cambiamenti della luminosità del bagno. Ma io vi ho parlato di espansione, eccolo qua, 7 stelle di bontà, evidentemente le ha tutte queste stelle. Questo è un giornale edito di cui anche l'amico Marco Traverso, noto rasatore, è stato direttore chief editor per un po' di tempo, qualche anno fa. Quante tirature farà un giornale così? Non lo so, io qua ho guardato, questo numero ha fatto 55.000 copie, quindi è uscito in 55.000 copie, costa 2,50 €. Oppure, molto strano, c'è scritto, se andate a guardare qua nelle micro istruzioni come nei bugiardini, volendo l'edicolante può fare vendita facoltativa in abbinamento col numero odierno del giornale di cui è inserto a €1. Ma non me l'ha detto il negoziante, si è preso 2,50 e basta, poteva dirmi se vuole con €1 glielo do, gli do anche il giornale, risparmiavo 50 centesimi, avevo 2 giornali, non l'ha fatto. E questa cosa mi ha fatto girare un po' le balle, poteva anche propormelo. È un mensile, questo è il numero di gennaio e febbraio, anzi di sì, gennaio e febbraio, quindi è già abbastanza vecchio, e i contenuti sono un po' quello che sono, io devo dire. Ma allora, interessante Giuseppe Antonio Scicchitano da Bologna che ci parla di imposta patrimoniale. Sì, sono consigli per lui, è un giornale di economia e di consigli. I precedenti come correre ai ripari, la patrimoniale ci insegue, 2 cose, le ricorderete tutti il governo Amato, quando nel 92 venne prelevato lo 0,6% dei conti correnti. Questo si chiama prelievo forzoso più che patrimoniale. Poi si parla di chi volesse aprire un conto all'estero o trasferire la residenza all'estero. Se avete tanti soldi, voi amici milionari, potete prendere spunto da queste istruzioni che dice una soluzione legale, dice Scicchitano, in tutto e per tutto, che funziona per evitare completamente il prelievo forzoso e l'imposta patrimoniale dello Stato italiano, perché qua si parla di sottrarre, togliere i soldi dal conto corrente perché è da lì che calcolano la patrimoniale, quindi devi metterli in altre località finanziarie, in altre collocazioni per evitare che te la chiappino. E così si può fare, però gli svantaggi della residenza fiscale all'estero non sono inesistenti, quindi devi mettere in conto di trasferirti fisicamente tu nello stato estero prescelto a rimanervi per 183 e 184 giorni, non capisco questa differenza, anche in maniera discontinua, scusate. Detenere denaro all'estero è assolutamente lecito e legale. L'obbligo della dichiarazione scatta al superamento della cifra di 1.900 euro, ma chi ha 1.900 euro non va per un conto all'estero, se li tiene in casa, se li ha, e li usa per fare la spesa, no? Per andare a comprare il pane, il latte, la mozzarella, non esageriamo. Poi parla di beni durevoli, lingotti, monete e diamanti. Qua io sono un fautore dei beni durevoli. Carlo chiaramente è in ascolto, ma dice ahimè che l'oro è un bene poco liquido, è facile trovare venditori ma più difficile trovare degli acquirenti. E così come l'oro, anche i diamanti sono dotati di scarsissima liquidità. E qua amico Carlo potrà commentare e sa perché. Bene, allora poi andiamo avanti a vedere la profondità degli argomenti di questo giornale, che devo dire non sono così ipogei. Non so, ad esempio, le pagine pubblicitarie vendute a operatori privati che pagano è la più grande degustazione italiana dei marron glacé. Questa, se volete, l'Agrimontana, no? Se vi interessa prendete nota, potete andare a mangiare i marroni. Queste sono delle notizie che ho trovato interessanti perché sono ghiotto di marroni, ma non è che sia proprio un argomento di grande approfondimento.
Mentre per andare al fondo abbiamo chi? Un chitarrista in crisi, un sanremese, eccolo là, Diego Campagna, i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, qua lo vediamo sconsolato col chitarrone classico. Il chitarrista è preoccupato per lo stop ai concerti e per i teatri chiusi. Però questi articoli, insomma, magari su un giornale che si picca di suggerire, qua però vi faccio vedere Bruno Barbiere, eccolo qua, così vi faccio vedere chi è il pluristellato, ecco, che è il personaggio copertina. Dicevo, questi articoli potrebbero magari anche essere su altri tipi di supporti, espansione, un po' di orgoglio ce l'ha. È interessante invece l'impresa storica descritta a Pescia, nel Pistoiese, tra parentesi, qua molto vicino a Collodi, al Parco di Pinocchio, che è la stamperia che ha l'età di Colombo. Qua il mio amico Paolo, che fa il tipografo a Torino, che conosce le macchine Heidelberg, e questo è l'original Heidelberg di Magonza, voi sapete che è una storica fabbrica di macchine da stampa antichissime, e dice che, lo dice Rudy Necciari, che è titolare con la sorella di questa stamperia, nata, immaginate voi, nel 1485, è fondata da Francesco Cenni, imprenditore fiorentino. Parla di macchinari che ha 200 anni ma sono ancora in funzione, quindi questo è una cosa molto interessante. Quindi questa rivistina, secondo me, non va non considerata di certo, magari €1 legge, €1 il giornale, magari uno può anche farsela piacere. E allora dobbiamo andare avanti qua, perché abbiamo terminato. Oggi cosa facciamo? Allora facciamo, sai che cosa? Io sto cercando qua, eccolo lì, Furbo l'italiano, perché un po' che non lo vedevamo, Furbo lui l'italiano, guardatelo col baffo, eccolo qua il campione di stecca al quartiere del Pigneto, lì smutandava tutti, gli rubava tutti i soldi. Diamo una secchiata di italico blu dell'amico Marco Balocchi, che ha sempre entusiasmato me per gli after e per i suoi colori. Non abbiamo paura, non abbiate paura di spiazzeggiarvi, che qualcosa, come vi dico sempre, avete fatto sicuramente, e non abbiate neanche il riguardo di essere parsimoniosi con l'utilizzo di questa meravigliosa fragranza che questo vento contribuirà a rendere magari un po' meno persistente per meno tempo, perché la porterà via, ma in quei pochi momenti, in quelle ore in cui l'avrete sul viso, vi renderete conto di fare veramente una figura come si deve in un mondo di persone distratte che considerano la barba un accessorio, un momento perso e tempo che non può essere sottratto ad altre cose. Ognuno poi ha le sue priorità, però non posso non terminare, perché qua sempre i diari segreti del nostro Giulio Andreotti quest'anno ci portano dritti in realtà sono 2 giorni, il 14 e il 15 marzo del 1981, dove si trova in Friuli il presidente Andreotti. A Pordenone visito gli stabilimenti Zanussi e poi vado a Fontanafredda e a Spilimbergo per la festa dell'amicizia. 2 giorni nella regione, alla visione di una fervida ricostruzione post-terremoto. Ricorderete il terremoto in Friuli, chi ha qualche anno in più lo ricorda. Mi confermano che vi sono tanti italiani che, mettendo a frutto dedizione e genialità, alimentano l'economia nazionale in modo incisivo e non sostituibile. Da un modesto imprenditore meccanico che può vantarsi di aver superato ditte gigantesche in una gara nel Minnesota, questi sono gli italiani, ad una cooperativa agricola che produce 20 milioni all'anno di selezionate barbatelle per l'impianto di vigneti, ho potuto vedere una fioritura di iniziative solide e confortanti. Perché di queste cose non se ne parla quasi mai? Si chiede Andreotti riscrivendolo. E poi aggiunge il secondo paragrafo che è morto a Parigi René Clair. Io non lo conoscevo. 20 anni fa, dice, eletto membro dell'Accademia di Francia, disse con molta umiltà che era solo un espositore di ombre, un generatore di illusioni, ma non è stato così. Era gigante della cinematografia, dal muto all'utilizzo delle tecniche più perfezionate. Ha scritto pagine incancellabili nella storia della cultura universale. È davvero un immortale. E con queste note di vento, che come diceva sul suo stealth l'avvocato Agnelli è bello perché è l'unica cosa che non si può comprare, io vi saluto, vi auguro una buona domenica da Andrea, e da domenica che barba, ciao!